Sia lodato Gesù Cristo, Santa Maria degli Angeli alla Porzioncola. San Francesco, per il suo singolare amore verso la Beatissima Vergine, ebbe sempre particolare cura della chiesetta dedicata a Santa Maria degli Angeli, chiamata anche Porzioncola. Qui egli prese stabile dimora con i suoi frati, qui diede inizio con Santa Chiara all'ordine delle Clarisse, qui concluse il corso della sua vita mirabile. Sant'Eusebio di Vercelli. Nato in Sardegna all'inizio del IV secolo, in tenera età si trasferì a Roma con la famiglia. Più tardi venne istituito lettore. La grande stima che crebbe attorno a lui spiega la sua elezione nel 345 alla cattedra episcopale di Vercelli. Iniziò subito un'intensa opera di evangelizzazione in un territorio ancora in gran parte pagano, specialmente nelle zone rurali. Fondò a Vercelli una comunità sacerdotale sul modello monastico. Eusebio difese con tutte le forze la piena divinità di Gesù Cristo contro la politica filo-ariana dell'imperatore. Per questo motivo fu condannato all'esilio a Scitopoli in Palestina, dove fu confinato dal 355 al 360, fondò un cenobio con un piccolo gruppo di discepoli e da qui curò la corrispondenza con i suoi fedeli del Piemonte. Successivamente, dopo il 360, fu esiliato in Cappadocia e nella Tebaide, dove subì gravi maltrattamenti fisici. Nel 361 salì al trono l'imperatore Giuliano, detto l'Apostolo, apostata, che mise fine all'esilio, al suo esilio e gli consentì di riprendere possesso della sua sede episcopale. Eusebio poté esercitare il ministero episcopale ancora per una decina d'anni, fino alla morte. San Pietro Giuliano e Mart, apostolo infaticabile verso i popoli. Nato nella diocesi di Grenoble nel 1811, fu ordinato sacerdote nel 1834. Entrò nel 1839 nella nascente congregazione dei padri maristi a Lione, dove diventò il principale collaboratore del fondatore, padre Colin. Il suo ministero lo porta nel 1851 a vivere un'intensa esperienza spirituale di devozione al Santissimo Sacramento. Deciso a coltivare la devozione all'Eucaristia, nel 1856 fondò la Congregazione del Santissimo Sacramento, Sacramentini. Il culto all'Eucaristia, celebrata e adorata, assunse in padre e in Marte una dimensione ecclesiale e sociale, come testimoniò con il suo infaticabile apostolato rivolto ai popoli della periferia di Parigi e ai sacerdoti in difficoltà. Sfinito dalla responsabilità e segnato da prove di ogni genere, soprattutto negli ultimi anni di vita, morì nel suo paese natale a soli 57 anni, il 1 agosto 1868. Venne canonizzato nel 1962 e nel 1995 è entrato nel calendario romano come l'apostolo dell'Eucaristia. A lode di Dio.